Questa volta non ti dico no, che poi ti prendi male e ti fai mille pare. Fidati è solo un periodo, ti piace esagerare. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio a seconda del vostro fuso orario. Siamo su Teleframa e abbiamo qui il nostro Francesco Abruzzi, titolare, art director, mente, mattatore e chi più ha più ne metta di questa meravigliosa azienda che è la Frama Arreda. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio Francesco Abruzzi. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora Francesco, partirei subito con la prima domanda. Questa Frama Arreda che tanto è sulla bocca di tutti ormai da diversi anni, Grazie. è un'azienda che si occupa veramente di arredamento e che sta stravolgendo il mercato del mobile. Che cos'è questa Frama Arreda? La Framarreda è chiaramente un negozio di arredamenti che tratta un po' tutto per quanto riguarda l'arredamento. L'abbiamo stravolto, una parola grossa, però stiamo tentando di stravolgerlo. Cosa significa? Significa che noi trattiamo un prodotto medio alto con dei prezzi molto accessibili e oltretutto con dei servizi che forse non hanno tutti, cioè che riguardano un po' il rapporto amichevole che si ha, diciamo, nella Frama, no? Che è una cosa che forse si è persa nei grossi gruppi, il servizio su un possibile problema nato, siamo direttamente con il nostro cliente, abbiamo dedicato proprio una persona che si dedica al post vendita. Stiamo cercando un po' di creare quello che il negozio dove noi siamo abituati, forse prima dell'evento delle catene grosse, che è quello del rapporto di fiducia con il negoziante di fianco casa, con una buona esposizione e con dei prodotti sempre che ruotano e diciamo un cliente può anche seguirci con i nuovi mezzi che oggi ne abbiamo tanti, tra cui i social, dove noi puntiamo tantissimo, che non cerchiamo non puntiamo più sulla pubblicità del volantino, la cartellonistica, ma secondo me la pubblicità sui social è quella che arriva direttamente al cliente perché ci segue fino a quando magari non trova quell'articolo che le interessa di più e con il giusto prezzo. Quindi mai come adesso, ho visto che la Frama Arreda vende sogni, vende casa, nel senso Certo. che va a arredare la propria casa, mai come ora riesce ad arrivare, vuoi per i social, ma anche per quanto riguarda questo modo di trattare il cliente, in modo che la gente possa farti entrare dentro la propria casa e tu farli sentire nelle loro case a casa propria. Nel senso che questo modo di questo servizio in cui dicevi anche il famoso post vendita che tu senti Certo, tanto. Cos'è certo. questo post vendita, Francesco? Fabrizio, il post vendita, io in primis, prima di fare questa attività, perché io vengo da un altro settore che molti sanno, e che comunque partendo con questa attività ci ho messo quello che, diciamo, quello che è la nostra attività storica di famiglia, la Pruzzi Auto, che molti conosceranno, ha sempre messo a disposizione del cliente un qualcosa in più, che è sempre stato il qualcosa in più, quello di instaurare un rapporto col cliente, di fidelizzarlo totalmente a un'azienda e di andare a risolvere qualsiasi cosa nasca, qualsiasi problema, qualsiasi dare di più. Oggi purtroppo, secondo il mio parere, molti trascurano questo lato che è necessario, perché io in primis, se mi metto dal lato del cliente, vorrei una persona che mi dia fiducia, che mi dia, che oltretutto, se vogliamo, mi dia quel mobile a un giusto prezzo e con un giusto servizio. Il giusto prezzo noi lo garantiamo perché? Perché andiamo comunque sui nostri social a postare quelli che sono gli articoli. Quindi prima di venire da noi un cliente può già confrontarci e non cambia il prezzo a secondo di quello o quell'altro, come molti purtroppo ancora, e poi il cliente pensano di aver derubato il cliente, non sanno che hanno derubato un cliente alla propria azienda. Cioè, è l'effetto contrario che purtroppo non voglio fare il professore di marketing, ma comunque la Frama Arreda
è un negozio che a San Michele Salentino è nato da 3 anni e che in questo momento diciamo, si sta mettendo in luce proprio perché diventando uno dei punti, diciamo, dove la gente si sposta per andare a vedere il mobile, perché la gente ha un passaparola positivo, e questo sta diventando un fenomeno, proprio perché noi ci mettiamo del nostro, ci teniamo tanto al nostro cliente. Sì, è una realtà ormai consolidata a livello regionale, penso che tu lo sappia, quindi ormai riesce ad arrivare anche fuori la provincia, ma anche sulle diverse province, quindi, Certo. e con il web riesce ad arrivare ovunque. Guarda perché- Fabrizio, noi come si può vedere dalla nostra pagina, quasi tutte le consegne, diciamo, le postiamo tutte, facciamo vedere quello che è il nostro lavoro finito, anche per far capire al cliente proprio l'importanza del nostro lavoro. Noi copriamo interamente la regione Puglia, anche a volte Basilicata, diciamo Basilicata con i confini con la Puglia, la Calabria confinante, riusciamo proprio a questo ad avere comunque una clientela ampia perché vi posso garantire che il prezzo è giusto e il servizio è giusto e questa è per me la formula magica. Perché forse il vero segreto del successo della Framarrete è proprio in quella parola che hai appena detto. Tu non ti fermi a vendere solo il prodotto, ma vendi il servizio. Perché, ti ripeto, il cliente va coccolato, tu stesso lo dici anche nei format, dei tanti format che stai ideando sul web. Tu vanti una pagina di oltre 30.000 like. Sì, La Framarrete, una sì. pagina Facebook. È importante come pagina, sì. Oltre a un sito, oltre a Sì. un grande sito web che ovviamente non... Però Fabrizio, io ti interrompo e continuo a battere su questo punto. La pagina, secondo me, Facebook e i social in genere, in questo momento sono realmente quello che oggi investire anche sui social, no? Che magari io sono stato uno dei pionieri che ha cominciato a esporre in maniera assidua, a volte all'inizio alcuni amici mi dicevano Francesco non ci fai dormire, non ci fa... E quello è quello che io ho pensato. Francesco, ci fai dormire con tutte queste camere da letto che vedi, mi sembra un Lo po' so. strano. Lo so, no, è un modo di dire che comunque è quello che voglio far a molte persone che ci seguono e che ancora non sono venute a trovarci. Quello che voglio far trapelare è che da noi non si viene per un prodotto, cioè si viene anche per una consulenza, nel senso che noi trattiamo anche il prodotto, diciamo, meno più economico, il prodotto medio, il Meno prodotto meno alto, prestigiato. cioè a seconda poi del cliente sul budget che vuole spendere, cerchiamo sempre di trovare una soluzione e di andarle a consigliare perché secondo me non è solo vendere lo può fare qualunque venditore, un venditore bravo che può vendere qualsiasi cosa, ma poi è mantenere il cliente lì dove io ho ricevuto, Fabrizio, tante critiche perché a me, ripeto, io non lascerei mai un cliente con quella cosa, con una cosa fuori posto, con qualcosa. Molti mi hanno detto, Francesco, ma quanto spendi tu a fare tutto ciò? Perché a volte se vendi un qualcosa di economico non riesci. Io purtroppo questo lo metto in conto. Lo metto in conto perché il cliente deve capire che comprare da Framarrida è diverso. È diverso, puoi andare perché c'è Francesco che è un amico e che di fronte a problemi sta qui a risolverli. Quindi quello che noi assicuriamo e ripeto, qui potete venire per qualsiasi tipologia di arredamenti, per qualsiasi. Siamo qua, vi mettiamo a disposizione un personale dove abbiamo un architetto interno, persone che viaggiano per un post vendita, per un'assistenza, per qualsiasi cosa, in modo ormai omogeneo, perché comunque noi, non dimentichiamo, siamo un'azienda che è nata da 3 anni e c'ha 5 esposizioni in 3 anni e che comunque, non dico che inizialmente, anche per andare a creare quello che siamo oggi, non dico che qualche errore l'abbiamo commesso,
abbiamo valutato il cliente che abbiamo valutato come coccolarlo, come cercare di migliorarci. E oggi se qualcuno ha dei suggerimenti per la Frama Rete, qualcosa che io sono qui ad ascoltare e a migliorare ancora. Continuando su questo filone, nel senso che c'è Francesco. Francesco, tu sei sempre presente, come adesso, stai presentando la tua azienda. Ci sono anche dei diversi format sulla nostra pagina Certo. Frama Rete. Negli ultimi mesi è nato l'angolo di Francesco. Certo. E in ultimo, ma non ultimo, c'è questa tua idea che è quello del fare fate la vostra offerta, ovvero un'asta online dove metti a disposizione dei prodotti affinché la gente, ovviamente da una base d'asta ovviamente prefissata, faccia la propria offerta per far sì che venga, affinché se lo possa aggiudicare nel miglior prezzo. Che cos'è questa fate la vostra offerta? Fabrizio, io sono sempre stato contro al negozio statico. Statico cosa significa? Statico è passare da un negozio e vedere quell'esposizione perennemente con lo stesso mobile, con lo stesso divano, con la stessa visione. Visione nel senso che creare proprio quel fenomeno di avere una vetrina che ruoti, che abbia comunque, cambi la visione al cliente che passa a trovarti, quello secondo me è fondamentale, perché noto in me che quando vedo un qualcosa di statico penso questo è un negozio che non viene, non porta l'interesse esterno del cliente, quindi non ci vado a prescindere. Noi cerchiamo proprio per la nostra tipologia di vendere, tutto quello che noi mettiamo in mostra, io cerco di ruotare la mostra in un breve lasso di tempo. Quindi cosa facciamo? Tutto quello che voi vedete esposto quando ci venite a trovare, massimo 2-3 mesi, per me è un prodotto, è una vetrina vecchia, deve essere fatto fuori. Fatto fuori significa che noi comunque abbiamo lì il mobile nuovo, con le stesse credenziali del mobile nuovo, con la stessa garanzia, anche perché poi anche nel trasporto vi si può graffiare, possiamo intervenire in garanzia tranquillamente, quindi comunque state comprando lo stesso mobile nuovo. Questo ci permette il fatto di diciamo farci pensare e di farci valutare questa questione dell'asta online, cioè ogni 2-3 mesi il prodotto che è uscente viene messo all'asta con un'offerta minima, chiaramente con un prezzo di listino che noi è certificato, nel senso che venite da noi in sede e vi certifichiamo quel prezzo di listino che avete e voi ci fate la nostra offerta. La vostra offerta che il miglior offerente poi si aggiudicherà quel prodotto che vedete lì nel post. Chiaramente le offerte devono essere fatte con messaggi privati, perché non può esserci un'offerta fatta sulla pagina, perché si andrebbe sul ridicolo, credo, sarebbe una cosa un po'... Quindi questo va specificato, Sì, non bisogna in privato mettere i prezzi nei commenti ma mandando, a parte che è una questione di tutela della privacy, poi certo, dei certo, clienti perché stessi. non è bello far vedere gente che sta offrendo dei soldi. Poi una vera asta non è, ma è più che altro quello che abbiamo detto: fate la vostra offerta. Perché poi magari io posso valutare e dire: guarda, il migliore offerente su un prodotto di 1.000 euro, il migliore offerente 200, chi avrà comprato con uno sconto dell'80% un prodotto, quindi un vero affare. Chiaramente io so che è un sottocosto per rifare la vetrina, questo è sostanzialmente. Quindi vi invito a partecipare, perché realmente è molto interessante. Vediamo, la stiamo sviluppando perché è una cosa nuova che non ha ancora, diciamo, proposto nessuno. Ci stiamo lavorando Tanta gente inizia a scrivere. sì, tanta gente, alcuni prodotti sono già stati consegnati, sono già stati, dati al cliente che ha fatto l'offerta migliore ed è rimasta contenta, perché è chiaro che molti hanno lo scetticismo, però io ci metto la faccia in tutto quello che è il nostro, diciamo, le mie proposte, e nel mio negozio ci metto la faccia, proprio perché noi siamo veri,
siamo veri, tutto quello che voi vedete sui post, tutti i prezzi che vedete, non c'è il trucco come molte altre parti che ti mettono la cucina angolare e ti mettono 900 euro e poi è lo schema della cucina angolare con 4 pezzi. No, secondo me il cliente, da quello che vede sul post, quando viene in sede deve ancora trovare di più, non di meno, perché sennò generiamo una delusione nel cliente, e questo noi vogliamo, ripeto, vogliamo arrivare ad essere un punto di riferimento come azienda sull'arredamento. Quindi credetemi, ci metto realmente la faccia sempre, proprio perché sono qui aperto a qualsiasi critica e a trovare qualsiasi soluzione. Quindi venite a trovarci, quello che vedete è reale, cari clienti, è reale. Anche perché ci sono le testimonianze, le tante testimonianze Sì. dei clienti stessi. Cominceremo proprio a postare alcuni clienti che hanno partecipato all'asta e che si sono aggiudicati l'asta, chiaramente con le foto del prodotto consegnato, e con loro che cominceremo anche questo. E ripeto, è ancora una forma embrionale di quello che sarà, di quello che ho in mente, perché vorrei portare realmente questa proprio nuova concezione di acquisire, di stare comodi a casa la sera e sfogliare la pagina Framarrida, scegliere il prodotto di poterlo ricevere anche a casa senza venire in sede, magari. Siamo liberi, ripeto, questo discorso lo stiamo solo migliorando. In chiusura, Francesco, Sì. hai detto bene che fate la vostra offerta che è differente fra l'asta e quant'altro, anche se poi in gergo è più o meno Sì. simile, però fra qualche settimana possiamo già anticipare a tutti i follower della pagina, a tutti i tuoi clienti, a tutti coloro che ci seguono e che soprattutto ti seguono, che a breve ci sarà una vera asta online, Sì. fatta in diretta. Cercheremo di fare questo evento in diretta, quindi vi aspettiamo tutti, cerchiate di partecipare e di creare, perché chiaramente secondo me sarà un evento unico, e un evento che comincerà a prendere il verso giusto, comincerà a crescere, dove realmente si potranno fare, per il cliente finale potrà fare dei buonissimi acquisti. A malincuore, perché noi ci perdiamo soldi, cioè, non ripeto, però comunque a me serve, io lo metto in conto che a volte si perde soldi, li spendo meglio spenderli con voi, cioè regalare un mobile sotto costo a voi, magari è una pubblicità per la nostra azienda, vi ritroveremo per un altro acquisto magari più importante, però lì non mi chiedete di perdere soldi, perché Lì c'è quel campanellino che hai messo non a caso. sì, perché è l'asta, no? è per dire che la gente Sì, deve fare con un solo click, con una sola offerta, indicando con un messaggio privato, può fare un'offerta, mettere la cifra che vuole offrire per quel mobile che trova nel In post privato, sempre. in privato, e andarci a mettere nome e cognome e indirizzo, dove noi abbiamo tutti alla fine dell'asta, quando l'oggetto quando l'asta finisce, noi chiamiamo il cliente con la migliore offerta e accordiamo la consegna. Tutte le offerte che fate, in questo caso, in questa tipologia di offerta, è incluso il trasporto e montaggio entro 50 km. Quindi l'offerta che fate è già compresa anche del trasporto e montaggio, cioè cliccate e lo avrete già dentro casa, senza ulteriori spese. Chiaramente nell'arco di 50 km. Dopo 50 km ci sarà un supplemento che va da 2 euro a chilometro. Questo è quello che ci siamo prefissati. Quindi vi invito realmente a partecipare in questa che è una nostra iniziativa social, che secondo il mio parere diventerà un qualcosa di molto interessante per voi. E ricordate, fate la vostra offerta. Questa volta non ti dico no, che poi ti prendi male e ti fai mille fare. Fidati, è solo un periodo, ti piace esagerare.